È esplosa una vera bomba nel mondo del calcio questa volta, cari tifosi partenopei. Benvenuti a un'altra edizione del nostro esclusivo canale di notizie, dove oggi vi presentiamo un'analisi dettagliata dell'impressionante prestazione di un giocatore che sta guadagnando sempre più importanza nel calcio italiano. Prima di iniziare, non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdere nessun dettaglio sul Napoli. Andiamo subito al cuore della notizia. Elia Caprile, il portiere in prestito dal Napoli, sta conquistando il cuore dei tifosi e diventando una promessa per il futuro. Nell'emozionante partita tra Empoli e Bologna di ieri, Caprile ha brillato, risultando uno dei protagonisti della partita con una serie di parate spettacolari che hanno salvato il risultato, in più occasioni. I tifosi napoletani sono entusiasti della sua prestazione e cominciano a vedere per lui un futuro promettente nel club. In questa stagione, Caprile ha giocato 14 partite e ha subito solo un gol, un'impresa impressionante per un giocatore ancora in fase di sviluppo. I commenti sui social continuano ad arrivare, con molti tifosi che chiedono a gran voce il suo acquisto immediato e lo considerano un'opzione più forte dell'attuale portiere titolare, Meret. Con 8 parate cruciali nell'ultima partita, Caprile sta conquistando il cuore dei napoletani e riaccendendo le speranze di una nuova era nei gol del club. La situazione dei portieri del Napoli è stata delicata negli ultimi anni, ma con l'emergere di Caprile e la sua prestazione costante, arriva l'incertezza sul futuro dei portieri del Napoli e su chi sarà il portiere l'anno prossimo. E così giungiamo alla fine di questa edizione speciale del nostro canale Napoli News. Elia Caprile sta conquistando il suo spazio e lasciando il segno nel calcio italiano, generando entusiasmanti aspettative per il futuro del club. I tifosi possono aspettarsi aggiornamenti sul Napoli sul nostro canale. Alla prossima, fan, forza Napoli sempre!